Bene, grazie a tutti, grazie agli onorevoli senatori qui presenti. Un'osservazione, un paio di osservazioni. Intanto va per la maggiore oggi l'idea che la politica sia una schifezza, che i politici siano tutti ladri e che tanto serve a niente. Secondo me noi siamo riusciti nel nostro articolo invece di dimostrare che la politica è una cosa importante, che i politici sono delle persone in carne ed ossa che possono essere coinvolte, che magari hanno anche piacere di essere coinvolte e portare avanti delle cause anche giustamente sostenute, e che non è vero che tanto cambia niente, perché se ci lasciamo andare al pessimismo antropologico che è tipico dei piemontesi, arriviamo veramente alla profezia che si autoavvera e allora possiamo fare tutti l'eutanasia e arriviamo a avere nel e invece non è vero. Quello che abbiamo fatto noi è, secondo me, è importante, è un atto fondamentalmente politico, non partitico e pre-ideologico, e come dico sempre quando ho occasione di andare in giro a spiegare l'iniziativa, è un pochino come il discorso della sanità. Ognuno vota quello che meglio crede, ha le sue idee politiche, ma quando si sente male va alle molinette, gli interessa che l'ospedale funzioni bene. Non chiede al medico se è del mio partito o non se è del mio partito. L'importante è che l'ospedale funzioni bene, e questo vale per la nostra lingua. Questo è un discorso che coinvolge tutti. E quindi è assolutamente vero quello che è stato ricordato prima: fare lobby, in senso buono, raccogliere tutti i parlamentari, prendere le firme dei parlamentari ancora che non hanno firmato, unificare questi di legge, procedere all'iter parlamentare, riuscire a calendarizzare le leggi e farle passare. A questo scopo io chiederei in linea di massima una sorta di impegno dei parlamentari presenti, e proporrei anche un'altra cosa: visto che la raccolta firme proseguirà, nel senso che questa è soltanto la prima tranche, ma tutta la macchina ormai è avviata, c'è una sua inerzia, la cosa piace, e allora ci siamo detti perché no, continuiamo. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, quindi porteremo un secondo lotto, una seconda tranche verso ottobre-novembre. Reputo che potrebbe essere utile istituire una sorta di, non abbastanza brutto come si dice oggi, una sorta di tavola di lavoro, e quindi in un certo modo ottenere un coordinamento, vedersi, sentirsi, coordinarsi a scadenze più o meno fisse, in modo da poter monitorare l'iter delle proposte di legge e fare in modo che ricevano il più grande sostegno possibile, e che questo sostegno vada ad unirsi all'attenzione che i nostri parlamentari presteranno all'iniziativa, perché siamo convinti che questo sia un qualcosa di veramente importante. E poi chiudo. L'altro giorno, parlando, qualcuno ci ha detto: ci sono molte proposte di legge depositate in Parlamento, anche più importanti, e dovrebbero passare. Sì, certo, moltissime cose sono importanti. Noi non abbiamo la pretesa di portare avanti la cosa più importante per l'universo mondo, ma secondo noi il discorso della lingua, del diritto alla lingua, che è un diritto umano fondamentale riconosciuto dall'UNESCO, è qualcosa di fondamentale, è un qualcosa come il diritto alla libertà di stampa, e quindi non è secondario rispetto ad altre tematiche. Il fatto che ci siano molte proposte non riduce l'importanza della nostra, e anzi, i piemontesi da 40 anni, mi spiace che sia andato via il senatore Tappolo, perché lui è veramente stato un antimarci, i piemontesi da 40 anni che aspettano una tutela. La prima proposta che era stata fatta in Regione era stata fatta dall'allora consigliere Corrado Calsolaro nel 72-73, poi con una serie di vicissitudini non è passata, si è avuta una parziale tutela a livello regionale, ma mai a livello nazionale. Il fatto che oggi ci sia stata questa adesione così significativa dei parlamentari piemontesi sta a significare che questa cosa invece è arrivata a un grado di maturazione tale per cui i piemontesi non possono più aspettare una tutela che spetta loro di diritto, che è già prevista dallo Stato. Quindi noi non chiediamo la rivoluzione, prendiamo assolutamente tutte le distanze dai violenti, ma rivendichiamo con fierezza e con orgoglio quelli che sono i nostri diritti. Quindi siamo noi che siamo dalla parte della ragione, ed è lo Stato, per tutta una serie di ragioni, che è in difesa. E quindi noi chiediamo semplicemente la soddisfazione di quelli che sono i nostri bisogni, delle nostre esigenze primarie e dei nostri diritti fondamentali. Io ringrazierei ancora tutti i parlamentari, i consiglieri regionali che ci hanno sostenuto, che hanno prestato attenzione a questa battaglia,
che comincia soltanto oggi, nel senso che sicuramente quello che faremo oggi pomeriggio, cioè la consegna delle firme, non sarà esecutivo, perché ovvio, anche solamente a livello di iter, a livello così fisico non lo è, non può esserlo, ma è un primo passo fondamentale. È importante non saltare i passaggi logici, fare tutti i passaggi necessari affinché il piemontese venga riconosciuto, venga inserito nella legge dello Stato e poi che queste leggi vengano fatte vivere, cioè che vengano proposte, attuate e che entrino nella società. È già una cosa importante, chiudo veramente, è già una cosa importante che oggi siamo qui a parlare di queste cose con dei parlamentari piemontesi, significativi, rappresentativi della realtà, e che questa cosa venga fuori a questo livello. Quindi non siamo più soltanto su una revocazione del bel tempo andato o su una rivendicazione puramente culturale, ma un qualcosa di più. Io vi ringrazio e passerei la parola a chi ha delle domande e ricorderei anche, come è stata citata l'Argentina, noi abbiamo una diaspora molto molto importante e significativa in Argentina, c'è la nostra amica Nilde, è una piemontese di ritorno, lei ha fatto penso buona parte della sua vita in Argentina, il senatore Coppa ci saluta, grazie. Ha fatto buona parte della sua vita in Argentina, è venuta qua, ci ha dato una mano a raccogliere le firme perché l'ha considerato un qualche cosa di naturale, e quindi darei la parola a lei se vuole portarci la sua testimonianza, visto che tra l'altro mi diceva sui banchetti che era rimasta abbastanza colpita che a Torino si più o meno parlava piemontese rispetto per dire a San Francisco in Argentina o a Córdoba. Grazie, lascerei parlare. Buongiorno, io sono argentina, di Córdoba, veramente ho sentito tutto quello che si è detto, è vero, noi siamo tutti antenati di quale Piemonte. È veramente che al di là i nostri nonni, i nostri genitori parlavano il piemontese. Io non lo parlo, però lo capisco. Però veramente ringrazio, veramente quando ho sentito questo firma lo ho sentito di cuore perché in Argentina si sente tutto di cuore. E veramente non è solamente culturale, sino si può fare tante cose in Argentina, non culturali, ma anche economici. Perché sono tanti piemontesi. In Córdoba, dove sono nato io, sono il 60% piemontesi. Questo le può dire che cosa è. Come Santa Fe, perché quando loro hanno arrivato all'Argentina, gli immigranti hanno arrivato a Rosario, da Rosario loro sono andati a Córdoba e là siamo stati. Grazie a tutti, grazie a tutti l'Argentina perché veramente lo faccio io di cuore e l'Argentina è molto molto contento per questo.